Presidio davanti alla sede di Wind Tre in via Torino a Mestre con la protesta dei dipendenti che hanno incrociato le braccia per 8 ore contro la cessione della rete all'azienda della NetCo. Il decreto lavoro promosso con riserva dal presidente di Confindustria Veneto Est, Leopoldo Destro. I fronti aperti rimangono tanti, dice, dall'occupazione al PNRR all'immigrazione. Sicurezza: in vista della stagione estiva è previsto l'arrivo di 38 nuovi carabinieri per rinforzare la sicurezza nell'area della città metropolitana di Venezia. Emergenza idrica: il presidente del Veneto Luca Zaia ha inviato un piano di interventi urgenti al MIT per 400 milioni di euro. Con l'avvio della stagione balneare sono stati presentati a Sottomarina i potenziamenti estivi dei servizi sanitari dell'ULSS 3 Serenissima, una vera rivoluzione nei soccorsi sulla sabbia. Presentata la quarta edizione del Salone Nautico, in programma all'Arsenale dal 31 maggio al 4 giugno. Ci saranno oltre 300 imbarcazioni, di cui 240 in acqua. Marghera si appresta a vivere un maggio scoppiettante dal punto di vista musicale al Teatro Aurora, un progetto in collaborazione con il Conservatorio. TG Venezia, buonasera. In apertura la protesta, la marcia dei lavoratori di Wind Tre che hanno incrociato le braccia questa mattina davanti alla sede di via Torino a Mestre. Sono contrari allo scorporo, ma sentiamo le loro dichiarazioni. Presidio davanti alla sede di Wind Tre in via Torino a Mestre per la protesta dei dipendenti che hanno incrociato le braccia per 8 ore contro la cessione della rete dell'azienda alla NetCo. Siamo molto preoccupati perché il rischio è che l'azienda venga venduta e divisa a dei fondi di investimento, e quindi il rischio concreto è di perdita dei posti di lavoro, ma soprattutto di perdita di un'azienda tecnologica importante che diventerà secondaria, perché scorporando la rete dalla parte commerciale diventano due piccole aziende che non contano niente. E la nostra paura è che questo sia solo l'inizio, che anche per TIM e poi per Vodafone questa sia la strada. Il rischio è quello che abbiamo già vissuto in altre aziende, perché quando fanno queste operazioni le aziende di telecomunicazioni abbiamo visto che successivamente nell'arco di 2 o 3 anni si va ad una forte riduzione del lavoro. Quindi licenziamenti e famiglie che purtroppo non possono mantenersi. Sicuramente la soluzione è quella di avere un'azienda integrata. Wind Tre deve rimanere unica in tutti i suoi asset, rete, commerciale, mondo dell'informatica. Chiediamo ovviamente anche un intervento del mondo politico, un mondo politico che in tutti questi anni, a prescindere dal colore che c'è al governo, non ha mai aiutato questo settore. I sindacati infatti si rivolgono nuovamente al governo lanciando un appello. Noi chiediamo al governo un impegno su questo settore, perché questo settore non può essere considerato solo quando c'è la pandemia, perché collega tutti quanti, ha permesso a scuole, lavoro e quant'altro di essere attivi in quei momenti lì. Non serve con i bandi per le frequenze a rialzo che noi in Italia abbiamo pagato i più alti di tutti quanti gli altri paesi europei, quindi questo è un settore in questo momento ha bisogno di aiuto. Siamo al decreto lavoro promosso con riserva dal presidente di Confindustria Veneto Est, Leopoldo Destro. Tanti punti in discussione, vediamone alcuni. È un primo passo sicuramente importante, spero e speriamo che non sia un passo definitivo, ma che ci siano ulteriori passi. Decreto lavoro, taglio al cuneo fiscale. A margine della presentazione della settimana della sostenibilità in programma dal 15 al 19 maggio a Sant'Artemio a Treviso, arriva un sì con riserva dagli industriali di Confindustria Veneto Est ai provvedimenti a sostegno dei lavoratori messi in campo dal governo. Occorre insistere su questa strada, chiede il presidente Leopoldo Destro. Con il quadro d'insieme che vede un'inflazione ancora crescere, aver dato un taglio al cuneo fiscale permette chiaramente alle persone di avere una possibilità in più di spesa nel carrello. È un aiuto ai lavoratori e alle famiglie dei lavoratori. È uno scenario complesso che può volgere in positivo solo mettendo insieme tutti i tasselli, prosegue Destro. Il PNRR è fondamentale, indispensabile per la crescita del nostro Paese. Parliamo di sostenibilità, cosa non è più importante di mettere a terra opere infrastrutturali che sono una sostenibilità per eccellenza. Quindi noi abbiamo bisogno assolutamente di mettere a terra il PNRR in tutto, il perimetro nazionale, ma anche nel nostro territorio. Un ingranaggio a cui servono nuove forze lavoro, strategica la componente femminile e il coinvolgimento dei giovani.
E poi c'è un tema senz'altro dell'immigrazione, non trattare come slogan ma trattare come accordi mirati e precisi, perché l'immigrazione rappresenta anche questo un importante tassello da sviluppare nei prossimi mesi, nei prossimi anni. In arrivo 38 nuovi carabinieri per rinforzare la sicurezza nell'area della città metropolitana di Venezia. Dopo le innumerevoli richieste di cittadini e istituzioni, la promessa è stata mantenuta. Sono in arrivo nella città metropolitana di Venezia 38 nuovi carabinieri. 11 militari saranno assegnati alla Compagnia di Venezia e alle sue isole, mentre 10 si insedieranno a Mestre. Forze che verranno impegnate nelle vie della città a partire da Via Piave e zone limitrofe, teatro di numerosi furti negli ultimi tempi. L'attenzione sull'ordine e la sicurezza va mantenuta alta, così come i servizi ad alto impatto che permettono di allontanare spacciatori e piccoli criminali. A ribadire il concetto dati alla mano il prefetto di Venezia Michele Di Bari in una conferenza tenuta ieri sera nella sala del Consiglio del Comune di Venezia. A Mestre non c'è un'emergenza sicurezza, ma solo una situazione che va tenuta sotto controllo anche con politiche attive, ha spiegato il prefetto. Dei nuovi carabinieri che andranno a rafforzare il territorio con compiti di prevenzione e tutela della sicurezza, 8 andranno a rinforzare la compagnia di Chioggia e i reparti della Riviera del Brenta, 4 quella di San Donà di Piave, mentre 5 sono diretti a Portogruaro e alle stazioni di confine con il Friuli Venezia Giulia. Fra qualche settimana altri militari verranno messi inoltre a disposizione dal Comando Legione Carabinieri Veneto e andranno a rinforzare i comuni del litorale interessati dall'aumento dei flussi turistici stagionali a partire da Chioggia fino a Jesolo. E poi c'è un piano di interventi urgenti, stiamo parlando questa volta di emergenza idrica, è stato presentato dal presidente del Veneto Luca Zaia, valore delle opere 400 milioni di euro. Mancano le riserve che solitamente d'inverno si accumulano e quindi questo lo pagheremo nel tempo, a meno che la pioggia non riesca a rimpinguare. Io spero con gradualità queste riserve. È emergenza idrica, la Regione Veneto da tempo ne è consapevole. Il problema richiede nuove soluzioni e nuove opere. Serviranno a mettere in sicurezza il territorio, gestire meglio la rete idrica e costruire riserve d'acqua ed evitare gli sprechi attuali dovuti a infrastrutture idrauliche vetuste. Il presidente della Regione Zaia ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un dettagliato piano degli interventi da oltre 2 miliardi di euro. E tra queste opere 6 sono prioritarie con un controvalore di 408 milioni di euro. La Regione sta anche mettendo in opera con un tubo di 150 km l'interconnessione con il Po con l'acqua proveniente dai pozzi della Pedemontana per cercare di eliminare il cuneo salino presente nel delta. L'acqua di falda dal campo pozzi di Camazzole, nell'alveo del Brenta, si connetterà con la centrale di potabilizzazione di Ponte Molo che sorge sul Po di Gnocca, zona che lo scorso anno è andata in sofferenza a causa della risalita del cuneo salino, salvata solo in parte fino ad oggi grazie a un dissalatore. L'opera di connessione, finanziata con 2,8 milioni di euro nell'ambito del piano contro l'emergenza idrica, è prevista entro fine maggio. Le spiagge ora con il potenziamento dei servizi di sicurezza andiamo a Sottomarina, potenziamenti estivi previsti anche dai servizi sanitari. Visori per la realtà aumentata, per trasmettere in tempo reale le immagini allo specialista in ospedale, percorsi dedicati al soccorso infartuati, volo notturno dell'elisoccorso. Queste alcune novità presentate a Sottomarina nel progetto Vacanze Sicure 2023 dell'ASL Tre Serenissima che rivoluziona i soccorsi nel litorale veneziano. Potenziate le attività di emergenza-urgenza, gli ambulatori nelle stazioni balneari e più in generale i servizi sanitari per la popolazione e le migliaia di presenze turistiche che durante il periodo estivo frequentano la nostra costa.
L'attenzione a questi territori significa proprio questo, riuscire a cogliere quelli che sono di anno in anno le esigenze per garantire un turismo sicuro e il giusto modo per accogliere le persone che decidono di passare qualche giorno in questi luoghi. Da quest'anno inoltre verrà garantito il volo notturno dell'elisoccorso dall'ospedale di Chioggia. L'elicottero del SUEM 118 potrà infatti decollare anche dopo il tramonto. Oltre all'incremento di personale, alle ambulanze, le moto e quad di soccorso viene introdotta quest'anno anche l'ambubike, la bicicletta pedalata assistita che permette agli operatori interventi rapidi lungo la battigia. Inoltre cerchiamo di portare l'ospedale anche sul territorio con i punti infermieristici, con gli ambulatori medici che sono stati aperti, uno sul litorale di Sottomarina e uno sul litorale dell'Isola Verde. Fondamentale per la richiesta di aiuto la comunicazione della numerazione della torretta che, collegata alla mappatura corretta degli accessi alla spiaggia, sarà in grado di accelerare l'intervento dei soccorsi. Assieme ai comuni l'ASL 3 Serenissima è impegnata anche nella lotta contro la proliferazione delle zanzare, perché gli insetti possono essere portatori di patologie. Virus della West Nile, virus della chikungunya, della dengue, quindi virus che sono silenziosi ma possono provocare malattie molto importanti. In occasione domani della giornata mondiale dell'igiene delle mani, l'ULSS 3 Serenissima ha avviato nei vari ospedali un programma di sensibilizzazione, verifica e formazione degli operatori, e per supportare questo programma è stato introdotto uno speciale scanner in grado di misurare l'accuratezza e la completezza della pulizia effettuata e di segnalare se ed in che misura essa è stata incompleta, fornendo una precisa mappatura del risultato. Più studi fanno sapere dell'azienda sanitaria stimano che un quarto degli operatori non compierebbe una disinfezione che risponde ai criteri richiesti e standardizzati. La prevenzione delle infezioni ospedaliere si fonda anche su una piena e corretta conoscenza dell'importanza dell'igiene delle mani. Andiamo in pubblicità, ci vediamo tra poco. Eccoci ben ritrovati, presentata la quarta edizione del Salone Nautico, in programma all'Arsenale. Ci saranno oltre 300 imbarcazioni, 240 saranno in acqua. 18:30. Centinaia di espositori italiani e stranieri, 300 imbarcazioni, 10 ore di manifestazioni al giorno più un'apertura serale. Sono i numeri della quarta edizione del Salone Nautico di Venezia, in programma all'Arsenale dal 31 maggio al 4 giugno. Spazio per nuovi cantieri e un focus importante sull'ecosostenibilità. È un salone aperto a tutti, nel senso che uno può trovare la barca per tutte le proprie necessità, dalla barca da lavoro veneziana, da scoprire la cantieristica veneziana fino al super yacht. Un'importante presenza delle imbarcazioni a vela, ma tantissima ricerca. Il tema della sostenibilità è un tema che ha sempre stato leitmotiv di questo salone. Il salone ha avuto una crescita rapida, come ha evidenziato il presidente di ICE, ed è un evento strategico. La nautica da diporto italiana conta un fatturato di circa 7 miliardi, dei quali 3 miliardi, ossia il 40%, sono indirizzati all'export. Quindi è un numero molto importante, abbastanza stabile rispetto al 2021, sappiamo cosa è successo nell'anno precedente, ma è anche un 50% in più circa rispetto al 2019, quindi è un trend molto forte, è un trend che ci onora molto e speriamo che sia così anche per il futuro. Una manifestazione che infatti mira ad accrescere sempre di più la propria centralità nel mercato della nautica da diporto. Cuore pulsante sarà la riviera principale, con imbarcazioni di lusso dai 15 ai 32 metri, che accoglierà i gruppi più importanti come Ferretti, San Lorenzo, Pardo, Rizzardi. Ci si può arrivare in barca, per cui lo dico a tutti gli armatori che hanno barche nell'Adriatico eccetera. Venite anche con la barca, perché ci sono due marine, Marina Sant'Elena e Marina Certosa, basta che li contattate, hanno delle convenzioni particolari perché potete anche fermarvi a dormire. E poi la città ovviamente è meravigliosa, arrivare dal mare è tutta un'altra cosa, credetemi, niente code, niente cose, e soprattutto è il vero ingresso. E poi c'è lo spettacolo dell'Arsenale, che è il luogo dove noi le navi le costruivamo. Siamo a Marghera ora con un progetto in collaborazione con il Conservatorio per il mese di maggio. L'obiettivo primario che ci eravamo posti è sempre stato quello di offrire una qualità,
offrire una scelta, come posso dire, di prodotti raffinati, ma che avesse anche un rapporto con le istituzioni, un rapporto con il territorio. E proprio da qui è nato Maggio Musicale, che a partire da sabato 6 e nei 2 successivi metterà in scena al Teatro Aurora di Marghera 3 spettacoli realizzati in collaborazione col Conservatorio Benedetto Marcello, interpretati da giovani promesse. Credo che questa sia una delle operazioni che noi dobbiamo fare per far sì di realizzare quello che è il progetto Study in Venice, no? Di far sì che i ragazzi trovino delle occasioni in questa città. Le premesse sono molto buone. Il 6 maggio si parte con Cavalleria Rusticana di Mascagni. Sabato 13 sarà la volta di Pierpaolo Pasolini Memory, spettacolo che attraverso l'esecuzione di brani di alcuni grandi autori italiani contemporanei come Dalla e De Gregori ripercorrerà la vita dell'intellettuale. E per la serata conclusiva di sabato 20 è previsto un concerto lirico strumentale in 2 parti. Per la verità, il Maggio Musicale era stato ideato anche per l'anno scorso. Poi in quel periodo il Teatro Aurora, causa Covid, si poteva occupare una sedia sì e una sedia no. Allora abbiamo deciso di rinviare tutto a miglior data e abbiamo deciso di rinviarla di un anno, in quanto la collaborazione che già allora è in piedi con Benedetto Marcello e con Beppi Morassi regista si è ulteriormente affinata, approfondita e adesso siamo in grado di presentare, che non lo dico solo io ma lo dicono anche i tecnici, sarà uno spettacolo di alto livello. I biglietti si potranno acquistare al botteghino di Piazza Municipio al prezzo irrisorio di 10 euro, mentre per Cavalleria Rusticana sono previsti i tagliandi di primo e secondo settore a 15 e 10 euro. Ci fermiamo, questo era l'ultimo servizio, grazie per essere stati in nostra compagnia, dopo di noi TG Treviso, arrivederci. Bentrovati al meteo. L'alta pressione garantisce tempo stabile, ma con un aumento del rischio di temporali nel primo weekend di maggio. Il dettaglio di venerdì 5. Sul Veneto la grafica ci mostra un contesto asciutto, sarà soleggiato con cielo poco nuvoloso. Alcuni addensamenti, soprattutto a partire dal pomeriggio, a ridosso dei rilievi dove non sono escluse anche alcune precipitazioni. Temperature in lieve aumento, minime tra 10 e 12 gradi, massime sui 21-24 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo anche qui tanto sole con cielo limpido o al massimo velato un po' su tutti i settori della nostra regione. Temperature minime tra 9 e 11 gradi, massime sui 21-23 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà prevalentemente soleggiato con alcuni addensamenti localmente associati a rovesci nel corso del pomeriggio sera. Temperature minime intorno agli 11 gradi, massime sui 26 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia.